Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ci troviamo oggi a Grions del Torre nel comune di Povoletto in occasione della Fieste de Blave. Oggi si svolgerà qui la marcia non competitiva passeggiata a Torpa e Trois de Blave, poi seguiremo sul percorso tutti i partecipanti, il sole sorride, la giornata prospetta davvero per il meglio, quindi a più tardi per tutte le informazioni e i dettagli sul percorso. A dopo. Per non fare tardi, forse ho cannato da Dio, alle 9 sono già sotto casa tua. Tu che scendi bella come non mai, sono anni che sognavo sta storia, lo sai, sento il cuore che mi rimbalza in bocca e tu con un body al balconcino che ti tiene su, un seno che così non si era mai visto prima. Sei un mito per me, sono anni che ti vedo così irraggiungibile. Sei un mito perché tu per tutti noi sei la più bella, ma impossibile. Ancora adesso non capisco perché hai accettato il mio invito ad uscire con me. Forse perché tu lo sei quel freddo robot che noi tutti pensavamo tu fossi, però l'importante è che adesso siamo qui insieme. Appoggiati al tavolino di un bar, scopro che oltretutto sei anche simpatica, nonostante tu sia la più eccitante che abbia visto in giro su. Siamo sul percorso della marcia non competitiva a Torpa e Trois, alcune curiosità sul percorso che raccogliamo attraverso i rappresentanti del territorio. Qui con me il signor Guido Magnis che ci racconterà alcune cose su questa casa, la più antica del territorio. Signor Guido. Queste colonne sono le colonne di una vecchia chiesa, qui abitava un eremita e poi adesso è stata ristrutturata, messa a posto, è la casa più vecchia del territorio. Sono a mio agio con te, ordiniamo un altro cocktail poi si va via. Sei un mito per me, sono anni che ti vedo così irraggiungibile. Sei un mito perché tu per tutti noi sei la più bella, ma impossibile. Quasi esplodo quando mi dici dai, vieni su da me che tanto non ci sono i miei. Io mi fermo a prendere una bottiglia perché voglio festeggiare questa figata con te, anche se forse non mi sembra neanche vero. È incredibile abbracciati. Ancora sul percorso della marcia intervistiamo una partecipante. Buongiorno signora, come si chiama e da dove viene? Antonella Bini, vengo da Udine. Allora, come sta andando questa giornata di marcia? Bene, nonostante il tempo, con le migliori prospettive, perché non piove, siamo contenti, il percorso è bello, si vedono le montagne, sembra che si stia aprendo, bello. Poi faccio sempre queste marce che sono sempre organizzate molto bene, c'è la degustazione, c'è la goliardia, c'è tutto insomma, Quindi sicuramente l'aspetteremo per il prossimo anno? certamente. Benissimo, grazie, a più tardi. Un ragazzo e una ragazza senza paranoia, senza dirci io ti amo, io ti sposerei, solo con la voglia di stare bene tra noi, anche se soltanto per una sera appena sei
Come sta andando questa giornata? Ma il percorso è bello, pianeggiante, facile per tutti, ci stiamo divertendo, il tempo tiene per fortuna. Quindi tutto bene, merenda piuttosto golosa. Signore, cosa ne dite? Bene, buona, buona, ottimi ristori. Ed eccoci ancora sul percorso della passeggiata Torpa i Trois de Blave, un percorso davvero ricco di patrimonio culturale e di storia. Infatti ci troviamo proprio davanti ad una villa, una delle tante ville che compongono il nostro territorio del comune di Povoletto. Questa che vedete alle mie spalle è Villa Coren, un complesso ed un edificio davvero molto prezioso, un patrimonio che arricchisce ancora di più il nostro bellissimo comune. Una villa che si compone di un corpo centrale, di una chiesetta, alcuni affreschi che appunto sono conservati all'interno. Un grande parco, quello che attorni alla villa, ed un muro di cinta che appunto potete notare qui. Davvero suggestivo quindi riuscire a scoprire il nostro territorio attraverso una passeggiata, e quindi la cultura e il paesaggio si uniscono per dar vita ad un mix davvero suggestivo. Voglio festeggiare questa figata con te, anche se forse non mi sembra neanche vero. È incredibile abbracciati noi due, un ragazzo e una ragazza senza paranoia, senza dirci io ti amo, io ti sposerei, solo con la voglia di stare bene tra noi, anche se soltanto per una sera appena. Sei un mito per me, perché vivi e non racconti in giro favole. Fieste de Blave a Grions del Torre, come dice giustamente il nome, festa legata a quello che è il mais, quindi un elemento importantissimo, un alimento che veramente segna la tradizione del nostro Friuli. Ci troviamo all'interno della stanza che ospita le pannocchie che sono state premiate, quindi gli elementi d'agricoltura di prima qualità scelti fra i migliori produttori della nostra regione e della nostra terra. Ecco anche un piccolo ambiente dedicato a quello che è insomma il nostro artigianato locale, quindi davvero delle eccellenze che si racchiudono qui a Grions del Torre. Premiazioni importanti quelle che sono state fatte negli ultimi weekend appunto di ottobre per segnare la tradizione, la storia e la cultura, e quindi un'unione, un mix che viene appunto sottolineato qui nel comune di Povoletto a Grions del Torre. Ed eccoci alla base, punto d'arrivo e anche punto di partenza di questa passeggiata che si è svolta qui a Grions del Torre. Numeri confortanti ed incoraggianti anche per questa edizione, che davvero ci fanno ben sperare per il proseguo di questa attività sportiva e culturale, che riesce ad unire tante associazioni come quelle appunto della Maratonina Udinese, della FIASP e del Centro Giusto Cainazzo, che da anni si impegnano appunto per cercare di portare questi sani valori dello sport unendoli a quelli che sono le eccellenze
eccellenze del territorio, quindi davvero una bellissima giornata qui a Grions del Torre, il sole è stato dalla nostra parte e certamente ben augurante per un proseguio ricco di soddisfazioni. Una buona giornata e un saluto a voi tutti, al prossimo anno.